scorte di vaccino anti-Covid, in arrivo nuove dosi per continuare con le somministrazioni nelle case di riposo. Da febbraio la fase 2, destinatari gli ultra ottantenni. Nodo scuole e trasporti, dura replica dell'assessore regionale De Berti. Alla CGIL il piano è pronto, contrattacca ed elenca le responsabilità del governo. Flash e mob e proteste degli studenti nei capoluoghi veneti per la mancata riapertura delle scuole. In stazione a Padova, sit-in insieme ai sindacati per chiedere il ritorno in aula in sicurezza. Incidente all'Alba Silea, tragica carambola dell'auto con a bordo 2 ragazzi, a perdere la vita un 27enne residente a Roncade, grave l'amica di 22 che viaggiava a suo fianco. Crack Nordi Service, Compiano condannato a 6 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta per i reati fiscali. Il legale Piero Barolo ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso. Assalto al congresso americano, il post della Lega di Ponte San Nicolò. Ecco cosa significa prendere per i fondelli milioni di italiani. Dura la reazione del Partito Democratico e del segretario regionale Bisato. Il mondiale di sci in programma a febbraio a Cortina si potranno svolgere ma a porte chiuse, sarebbe questo l'orientamento del comitato tecnico scientifico. Domani maxi vertice per fare il punto sui lavori. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque l'avete sentito dai titoli, il Veneto ha esaurito le scorte di vaccino anti-Covid, in arrivo nuove dosi per continuare con le somministrazioni a operatori sanitari, ospiti e personale delle RSA. Da febbraio scatta la fase 2. Siamo i primi in Italia. Oggi vi comunico, ho parlato stamattina con il dottor Arcuri, che ringrazio. Oggi noi finiamo tutti i vaccini. Il Veneto ha somministrato tutte le dosi di vaccino anti-Covid finora arrivate. Altre 40.950 sono attese entro la giornata per continuare le vaccinazioni a personale sanitario e nelle RSA. Noi consideriamo che il 25 gennaio averli vaccinati tutti. Dai primi di febbraio in Veneto dovrebbe scattare la fase 2. Noi siamo già alla seconda iniezione a metà gennaio. Il presidente Zaia in riunione con governo e regioni ha chiesto che si valuti un benchmark di efficienza, ovvero si stabilisca un limite di magazzino per i vaccini. Tu non puoi continuare a fornire vaccini a chi continua a fare magazzino e non gli inietta, perché sennò toglie una possibilità a chi ha bisogno di iniettare. Nelle prossime 2-3 settimane dovremmo vedere qualche risultato di tutto questo lavoro sui vaccini, ha sottolineato Zaia, che nell'illustrare il bollettino giornaliero, guardando soprattutto la situazione negli ospedali, ha parlato di qualche segnale positivo. È pur vero che c'è un trend, che lo stiamo vedendo anche nelle curve, da 2 o 3 giorni, stanno aumentando le dimissioni rispetto alle prese in carico. E sembra sia un'inversione di tendenza, sottolineate 10 volte sembra. Noi speriamo diventi una tendenza e non sia solo un dato degli ultimi giorni. E domani nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico, chiamato come ogni venerdì a ridefinire le nuove fasce di rischio dopo aver analizzato i dati regionali a partire dall'R-Conti. Gira attorno all'1, meno 0,2, più 0,2, cioè adesso non sappiamo ancora con esattezza. Di certo non abbiamo R-Conti alti. Se qualcuno si aspetta un R-Conti del Veneto 1,10, 1,15, non c'è, non ci sarà. Se volete un'impressione proprio estrema, vedo improbabile che ci sia una zona rossa per i dati che abbiamo. E intanto le regioni sono al lavoro per introdurre un altro parametro di valutazione. L'incidenza dei positivi su 100.000 abitanti. Ho la certezza matematica che verrà preso in considerazione quantomeno non da questo bollettino ma dal prossimo. A Padova è alta l'adesione dei medici di base alla vaccinazione anti-Covid. Il nuovo presidente dell'Ordine dei Medici chiede che la categoria nelle prossime settimane venga coinvolta nella somministrazione dei vaccini alla popolazione. Le vaccinazioni stanno procedendo abbastanza bene, parecchi colleghi sono già stati vaccinati, altri sono già stati chiamati. C'è un'ottima adesione per quanto riguarda i medici e i pediatri di libera scelta al vaccino, sicuramente superiore a quella in questo momento di altre professioni sanitarie. A Padova è alta l'adesione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta alla vaccinazione anti-Covid. Sono oltre 600 in tutto il territorio provinciale e al momento non si registrano particolari defezioni. Qualora ci fossero, l'Ordine dei Medici di Padova, con il suo nuovo presidente Domenico Crisarà, si dice pronto a vigilare per tutelare la salute pubblica dei cittadini.
Nel frattempo si pensa anche all'arrivo dei nuovi vaccini, come quello Moderna, che ha ricevuto il via libera nelle scorse ore dall'Agenzia del Farmaco Europea, e poi a stretto giro quello di Oxford AstraZeneca. Per Crisarà è necessario che anche i medici di famiglia diano il loro contributo alla campagna vaccinale. Bisognerà che si strutturi un attimo in modo più forte il sistema delle vaccinazioni, perché in questo momento dai medici vaccinatori sono esclusi i medici di medicina generale, i medici di famiglia. I medici di base devono poter effettuare le vaccinazioni anti-Covid in modo da accelerare i tempi, anche perché nelle prossime settimane, oltre alle prime somministrazioni di vaccino, inizieranno ad essere inoculati richiami al personale medico che ha già ricevuto la prima dose. Il rischio è che ci sia un intasamento e quindi i medici di base, proprio come per la campagna vaccinale contro l'influenza, devono essere coinvolti nel processo di vaccinazione della popolazione, dice Crisarà. Loro sono nella condizione di avere tutte le notizie anamnestiche dei propri pazienti e soprattutto sono in grado di dare una vera priorità ai soggetti da vaccinare. Ed ora il consueto report regionale. Nelle ultime 24 ore sono 3.870 le persone positive in più per quanto riguarda i ricoveri. Attualmente sono 2.973 in area non critica, mentre 387 i pazienti che si trovano in terapia intensiva. Ed ora nel corso del punto stampa quotidiano l'assessore regionale Elisa De Berti ha chiarito la questione trasporti scuola. La conferenza stampa di stamattina si è resa necessaria per il comunicato stampa che la CGIL ha fatto ieri, che io trovo sinceramente vergognoso, anche perché la CGIL è stata buona testimone in tutte le riunioni che io ho fatto da marzo, aprile fino a dicembre, di tutta la situazione sui trasporti, di tutto quello che abbiamo fatto. L'assessore De Berti non ci sta e all'indomani dell'attacco da parte del sindacato risponde a tono chiarendo la questione dei trasporti in relazione alla scuola. Dire che la Regione Veneto non ha fatto niente e che in questi mesi, se i ragazzi ritorneranno a scuola, e grazie ai prefetti, che io ringrazio per il lavoro che hanno fatto nell'ultimo mese, però la Regione Veneto non ha fatto niente, sinceramente non lo accetto, perché comunque la problematica di ciò che abbiamo visto succedere a settembre è successo in tutta Italia, non è successo in Veneto. L'assessore ha ripercorso il lavoro svolto da settembre, evidenziando anche la responsabilità del governo. Io mi sono trovata tutta l'estate che con gli incontri tecnici che facevo con il Ministero mi dicevano: il Ministro non si prende la responsabilità di aumentare la capienza dei mezzi, e lo posso capire perché quest'estate prima del 1° di agosto eravamo al 60% da DPCM della capienza dei mezzi, ve lo ricordo per opportunità vostra, e dall'altra parte io continuavo a dire: va bene, allora abbiamo bisogno di risorse per aumentare i servizi aggiuntivi, perché comunque quel 40% che mancava avremmo dovuto avere le risorse. Sicuramente nessuna regione aveva la possibilità di farvi fronte, perché le regioni entrano nel tavolo nazionale a parlare di trasporti il mese di novembre. Prima gli interlocutori del ministro erano i sindacati. A dicembre, continua De Berti, era pronto un piano su 3 scenari perché non c'era ancora alcuna indicazione del governo. Abbiamo lavorato sul 50, sull'80 e sul 100% in presenza. Ovviamente le aziende mi avevano detto: scusate, ma rischiamo di fare un lavoro per nulla. Ne è emerso sostanzialmente che a livello veneto, rispetto agli 840 autobus che erano emersi dal piano, ci sono circa un centinaio di autobus in meno, quindi hanno chiuso a 740 più o meno. Di fatto i verbali dei prefetti confermano il piano coordinato dalla regione con le aziende del trasporto. È stato fatto tutto quello che si poteva fare per farli tornare a scuola, quindi il 1° di febbraio, se si tornerà a scuola, il piano dei trasporti c'è. Flash mob e proteste degli studenti anche a Padova come in altre città per la mancata riapertura delle scuole. In stazione sit-in insieme ai sindacati dei trasporti per chiedere il ritorno in aula in sicurezza. Il governo pretende che di fronte a un'emergenza sanitaria le nostre vite si fermino, come se potessimo decidere di premere un pulsante e decidere quando vogliamo di mettere in pausa la nostra vita. Parlo come studentessa di 16 anni e quindi parlo come adolescente e a nome di tutti gli adolescenti.
Volevano essere in classe, non al freddo, a protestare, invece eccoli con il megafono in mano a chiedere chiarezza sul loro futuro scolastico. Chiedono partecipazione nelle scelte che riguardano le loro vite. Oggi abbiamo chiesto di partecipare ai tavoli di decisione rispetto all'ampliamento del piano dei trasporti, perché è giusto che anche gli studenti possano partecipare ad una decisione che mette in primo piano la nostra frequentazione alla scuola e le nostre vite. Gli studenti padovani del coordinamento studenti medi hanno aderito ai flash mob organizzati in molte città d'Italia contro la decisione di non riaprire le scuole superiori. Chiedono alla Regione Veneto di essere ascoltati e propongono le loro idee per cercare di tornare in classe in tempi brevi e in sicurezza. Le soluzioni sono utilizzare per esempio gli edifici abbandonati in città per poter distanziare le classi, dividere le classi, assumere nuovi docenti, nuovo personale ATA, fare uno screening sanitario all'intera componente scolastica, professori e studenti, e soprattutto appunto ampliare il numero di corse, dei trasporti per poter permetterci di raggiungere la scuola in sicurezza. In primo piano c'è proprio il nodo trasporti, il fronte caldo che blocca gli studenti in casa con la didattica a distanza. A Padova a protestare c'erano anche i sindacati di base dei trasporti. È necessario implementare il trasporto pubblico per garantire non solo agli studenti ma anche a tutti gli altri la possibilità di usare i mezzi pubblici. Soltanto se si porteranno i mezzi al 50% avremo quel minimo di possibilità di garantire la sicurezza e la salute. Maggiore sicurezza anche per i lavoratori del trasporto pubblico. I sindacati vogliono che gli autisti e i controllori vengano sottoposti con regolarità allo screening contro il Covid con tamponi rapidi frequenti. Siamo alla cronaca, incidente mortale a Canton di Silea all'alba, l'auto si schianta contro il muretto e nell'impatto col palo della luce viene sbalzata al di là della carreggiata. A perdere la vita un 27enne residente a Roncade, grave l'amica che si trovava a fianco a lui. Tragico incidente all'alba in via Belvedere a Canton di Silea, vicino all'ex Barchessa, dove ha perso la vita Salvatore Aprile, 27enne, nato in Puglia e residente a Roncade. A bordo dell'auto una mini gialla con targa svizzera, viaggiava con lui una 22enne di origini svizzere ricoverata in gravi condizioni al Cafoncello. Tutto è successo intorno alle 4:30, complice il buio e la nebbia. L'auto che si dirigeva da Casale sul Sile verso Roncade è uscita fuori strada nella curva ad ampio raggio, impattando violentemente contro il muretto di un'abitazione, schiantandosi contro il palo dell'alta tensione che ha fatto sbalzare la macchina dall'altro lato della strada, capovolgendola. Di lì il boato tremendo su uno svincolo non nuovo, quello al confine con Casale, lungo la provinciale 64, ad incidenti mortali, al punto da essere stato in passato etichettato come muretta assassina. Verso le 4:30 ho sentito un botto terrificante e anche un grande lampo perché è stato colpito quel palo della luce e la muretta ha fatto portazione, lì è stata divelta la muretta e i cosi delle pietre sono arrivate fin sotto il muro. Per fortuna io dico c'era il muro, perché l'ultimo incidente che è successo si è parlato di muretta assassina, questa muretta, e lì c'è il guardrail sul quale si appoggiano quando perdono il controllo. Poi quando finisce il guardrail le macchine tendono a venire dentro la casa. Poi questa è stata praticamente capotata dall'impatto. È stato un impatto tremendo. Ad intervenire il personale del SUAM, i vigili del fuoco, la polizia stradale impegnata a ricostruire le dinamiche della tragedia, i carabinieri a far defluire il traffico rallentato fino alle 8:30. Roncade si stringe nel cordoglio della famiglia con cui Salvatore, impiegato in diverse esperienze da barista, viveva dopo essere rientrato dalla Francia. Tutta la vicinanza alla famiglia, ripeto, è sempre una tragedia quando muore una persona in giovanissima età, lo è ancora di più, è veramente un dramma e credo che non si possa altro da genitori che essere vicini a quei genitori che stanno soffrendo. Crack Nordis Service, Compiano condannato a 6 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta e per reati fiscali. Il legale Piero Barolo ha già annunciato l'intenzione di presentare il ricorso.
È arrivata questa mattina la sentenza di uno dei casi giudiziari più intricati degli ultimi anni, il crack della Nordic Service. Luigi Compiano, ex patron del colosso della sicurezza e della vigilanza privata, è stato condannato per bancarotta fraudolenta e reati fiscali a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Non solo, ma gli sono stati confiscati tutti i beni immobili ed immobili per un valore di 3.600.000 euro e l'equivalente provvisionale dell'ammontare sottratto alle società 36 milioni di euro, oltre a numerosi risarcimenti nei confronti delle banche coinvolte. Ed ancora è stato interdetto a vita dai pubblici uffici. Soddisfatto il PM Massimo De Bortoli, mentre l'avvocato difensore Piero Barolo, che non ha commentato la sentenza, ha però già annunciato di voler ricorrere in appello. La vicenda, ormai nota, riguarda la NES, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso nel 2013 con un buco di 124 milioni di euro. Compiano era accusato di aver sottratto 36 milioni di euro dal caveau in cui era conservato il denaro liquido dei clienti, banche, supermercati, imprese e negozi, per acquistare modelli di lusso di barche, autovetture, moto e biciclette d'epoca. Un vero tesoro che il patron custodiva in alcuni capannoni della NES. È stato ritenuto dai giudici colpevole di bancarotta fraudolenta e non di appropriazione indebita. Ed ancora cronaca, poliziotti aggrediti a Padova durante un pattugliamento all'interno di un parco di solito frequentato dagli spacciatori. Si tratta del parco Quadrifoglio in via Giglio in zona Arcella. Alla fine gli agenti sono riusciti ad arrestare 3 giovanissimi tunisini per resistenza ed uno di loro, un 15enne, anche per lesioni e tentata rapina, mentre un quarto straniero 17enne è stato denunciato. I poliziotti sono stati circondati dalla banda dopo aver bloccato uno di loro per un controllo. Il gruppo di stranieri ha iniziato ad insultare e spintonare gli agenti e poi hanno ingaggiato una colluttazione. Solo l'intervento di una seconda pattuglia della polizia è riuscita a fermare la banda di tunisini, che è stata portata in quest'una e identificata. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca dal Veronese. Paura questa mattina a Legnago, in provincia di Verona, per un'auto rimasta bloccata sui binari a causa di un guasto meccanico proprio pochi minuti prima del passaggio del treno. È accaduto intorno alle 10 in località Casette. L'auto è stata investita e trascinata per circa 200 metri dal convoglio che transitava in direzione Rovigo. Al momento dell'incidente sul posto era presente nebbia che limitava la visibilità, rendendo difficile evitare l'impatto. Gli occupanti dell'autovettura avevano subito abbandonato il mezzo quando hanno visto le sbarre del passaggio a livello abbassarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura e dare supporto al personale delle ferrovie dello Stato per l'evacuazione di circa 10 passeggeri che si trovavano a bordo del treno. Società di Polizia Vicentina nei guai per aver cercato di sottrarsi al fisco. I finanzieri sequestrano beni per 6 milioni di euro. Sequestro cautelativo degli uomini della Guardia di Finanza per complessivi 6 milioni di euro ad una società vicentina operante nel settore della pulizia di edifici. Tra i suoi clienti molti appalti con enti pubblici o società riconducibili al settore pubblico. 3 gli amministratori nei guai, che dovranno rispondere di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale. La tecnica è quella ormai collaudata della cessione di quote societarie a soggetti nullatenenti, far nominare una cosiddetta testa di legno quale amministratore e soprattutto trasferire la sede legale della società dalla provincia berica in altri capoluoghi come Roma e Cosenza per sfuggire alla riscossione coatta da parte del fisco. In questo caso l'attività patrimoniale della società era stata trasferita in maniera fraudolenta con una scissione societaria ad altre imprese i cui amministratori sono ora indagati, il tutto in pieno dissesto finanziario, operazione che i finanzieri hanno dimostrato essere stata volutamente depauperatoria e volta ad ostacolare l'attività del fisco. Stefanel è ufficialmente uno dei marchi di OVS, la catena di negozi di moda del gruppo Coin. Ne dà notizia la Regione del Veneto, presente al tavolo ministeriale che ha valutato positivamente la proposta del gruppo aggiudicatario dell'asta. Nel piano è previsto il mantenimento di 23 punti sui 27 presenti, l'assorbimento di 94 dei 136 lavoratori attualmente impiegati. Chiusi i negozi di Milano e Verona, soprattutto non verrà rilevata la sede storica di Ponte di Piave, che rimarrà in capo all'amministrazione straordinaria.
Ecco cosa significa prendere per i fondelli milioni di cittadini. È solo una parte del messaggio comparso e rimosso poco dopo dalla pagina Facebook della Lega Nord di Ponte San Nicolò, commentando i fatti incresciosi dell'assalto al Congresso americano. I post però sono stati notati, hanno fatto il giro del web. Dura la reazione del Partito Democratico con il segretario regionale Alessandro Luigi Bisato. Ho segnalato che c'era un post già da ieri sera, poi ripreso anche in un secondo momento, che come dire, lasciava interpretare in maniera un pochettino distorta quello che stava succedendo a Washington. Cioè io penso che lì ci sia un attacco alla democrazia, che si avvicina quasi a una specie di golpe, e che venga derubricato tutto a non ve ne siete accorti, la comunicazione pubblica era di un certo tipo, ma sotto sotto vedete che avevamo ragione quando pensavamo che Vox Populi, Vox Dei, come dire, ha ragione il popolo a dire che le elezioni sono inquinate nel dato. A me semplicemente mi si è accapponata la pelle. Chiedo, ma è la posizione della Lega a livello provinciale, regionale, nazionale, o è qualcuno che si è preso la briga di interpretare a modo suo? Perché se fosse la prima sarebbe gravissimo. Nella conferenza stampa quotidiana il presidente della regione Luca Zaia ha definito scandaloso quanto accaduto a Washington. Penso che sia un attacco alla democrazia con un pesante risvolto comunicativo. Passa l'idea che tutto è possibile, ha detto il governatore. Il segretario regionale Dem Bisato però chiede che a livello regionale il partito prenda posizione sui post comparsi sulla pagina Facebook della sezione della Lega di Ponte San Nicolò. Fa piacere che il presidente della regione si esprima in tal modo, faccia una telefonata al segretario di circolo del circolo di Ponte San Nicolò, o comunque si confrontino tra di loro per avere una posizione univoca, perché quelle espressioni sono fuori luogo, assolutamente fuori luogo. Lì si dice che sotto sotto, avevano anche ragione a fare l'assalto a quella che in Italia sarebbe la sede del Parlamento, della Camera e del Senato. L'assalto ieri al Campidoglio americano che ha causato la morte di 4 persone e decine di feriti. Dal mondo politico veneto la condanna per quello che viene definito un attacco alla democrazia. È un coro unanime quello che si alza dalla politica veneta. Quanto accaduto ieri al Campidoglio americano è un attacco alla democrazia, proprio in quello stato da sempre ritenuto culla della stessa democrazia. 4 morti e decine di feriti è il pesante bilancio dell'assalto senza precedenti da parte di centinaia di supporter di Donald Trump, mentre era in corso la seduta in cui il Congresso avrebbe dovuto ratificare formalmente la vittoria del presidente eletto Joe Biden. Le immagini di quei drammatici attimi sono rimbalzate in tutto il mondo, suscitando sdegno e una ferma condanna. Scandaloso è il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia. Penso che questo sia un attacco alla democrazia, perché quando tu non accetti un risultato elettorale non c'è altro da aggiungere. E comunque gli Stati Uniti ne escono male, cioè l'immagine internazionale è devastata da quello che è accaduto. E penso che comunque Trump debba fare dichiarazioni che vadano in direzione opposta. Affida ad un post su Facebook l'analisi di quanto accaduto il sottosegretario all'interno Achille Variati. La democrazia è fragile, è una verità che conoscevamo e che ieri il prossimo presidente americano Biden ha dovuto ricordare nel commentare i gravissimi fatti di Washington. Rifiutare, scrive ancora Variati, di riconoscere la vittoria dell'altra parte mina la democrazia. Rifiutare di riconoscere la legittimità dei nostri avversari è una sicura ricetta per la perdita delle libertà individuali e civili e il ritorno a forme autoritarie di governo. Dure anche le parole del senatore PD Andrea Ferrazzi. Io credo tra l'altro che Trump debba rispondere non solo politicamente, avendo portato a fondo anche i repubblicani stessi con questo desiderio di distruzione di tutto quello che non è lui, debba risponderne anche dal punto di vista del diritto, perché è del tutto evidente che quello che è successo ieri è gravissimo ed è stato diretta conseguenza, come ha scritto anche il Washington Post, come ha affermato proprio mezz'ora fa la stessa Merkel, diretta conseguenza di quello che lui ha detto ha fatto in questi anni e soprattutto in queste ultime settimane. Non ha mai nascosto le sue simpatie verso Donald Trump l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, che su quanto accaduto ieri dice: questa occupazione del Campidoglio americano è una iniziativa dei seguaci di Trump. Trump padre e Trump figlio si sono dissociati, anzi
Trump ha dichiarato di uscire dal Partito Repubblicano e creare un nuovo movimento per le prossime elezioni. Ed ora parliamo dei mondiali di sci in programma a Cortina dall'8 al 21 di febbraio, che si potranno svolgere ma a porte chiuse. Sarebbe questo, secondo quanto apprende l'ANSA, l'orientamento degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, che dovrebbero dare indicazioni più specifiche nella riunione in programma la settimana prossima. Il via libera sarebbe inoltre condizionato da una serie di raccomandazioni, tra queste la permanenza degli atleti a Cortina il minor tempo possibile, in modo da evitare assembramenti in paese. Domani, a un mese esatto dall'avvio dei mondiali, alle 10:30 maxi vertice in videoconferenza per fare il punto della situazione. Intanto stasera alle 18, in segno di speranza, tutte le piste di Cortina sono state illuminate. E questa era la nostra ultima notizia, ma non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Una debole circolazione anticiclonica interessa il nostro territorio. La giornata di venerdì 8 gennaio vedrà un tempo tutto sommato stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà in prevalenza soleggiato, tuttavia saranno possibili locali addensamenti e nelle ore più fredde non si escludono anche nebbie sparse, a tratti anche fitte. Temperature minime in calo, valori minimi compresi tra lo 0 o di poco sotto praticamente ovunque, vedete valori massimi invece tra i 3 e i 6 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione non cambia. Anche qui l'alta pressione manterrà il tempo buono con tanto sole dappertutto, salvo per qualche foschia in pianura al mattino. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole, solo con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Clima freddo con temperature minime sotto 0, massime sui 2 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.